che sarei io, si fa in cerchio un po' sintetici e li mettiamo sotto. Quando si è fatta la parte cercando e lo metto sotto, perché in teoria bisognerebbe fare un sincrono, cioè bisognerebbe suonare guardando. Sì. Però è una cosa. Poi adesso dopo vediamo, facciamo due chiacchiere anche finché magari mi chiede di fare un paio di riprese. Voi voleva fare un po' altra cosa di diverso. Allora, chi si offre? Di uno che magari disegna a mano, non so. Facciamo vedere che disegnate un qualcosa che è già stato fatto. Di prendere un disegno di cui sono già state delle scene fatte, come state facendo fare il fumo, se quello che avete fatto fino adesso, insomma, che sono le inquadrature quelle che non si vede da vicino. Poi un altro magari cioè layout, andiamo da un ragazzo e gli facciamo vedere che state facendo un layout, per esempio. Prende un layout in mano, se non l'ha già fatto, i layout sono stati di ritoccarlo, insomma, di metterlo a posto, di ripassate un po' con le linee, si mette qua, uno comincia a farne uno, che potrebbe essere sempre di una scena che è già stata fatta, quindi così a fare lo mettiamo per parte qua. Allora adesso lo potrete fare, uno di voi due potrebbe fare questo che si fa così con la fronte, ci sono le figure. È andato. Sì, dove benissimo, prendiamo due. Mira. Solo perché ho fatto visto. Sì, è sempre un po'. Dall'altra parte. Si sono messi insieme perché non posso trovare. Non lo so, proprio di No, ma poi vediamo tanto alla fine come calibrando i Anche attaccate alle sedie, Li mettiamo là. le mettiamo in un angolino. Dobbiamo ricalcare posso intercalare? il foglio sopra bianco. No, no, guarda, tanto sul foglio che su cui state intervenendo. Quindi devo cercare di contenere la vostra situazione di lavoro, primi piani vostri, spero che vi faccia piacere per dire, eccetera, eccetera. E quindi lavoriamo più che altro, non faccio particolari adesso sul disegno, sono abituato a fare queste quando andiamo in specifico vediamo via il finito che è sotto e rimane qui, quindi passa sopra, ecco, questo facciamo una roba. Io sto girando da questo momento, quindi tranquilli. E da là ho imparato come fare una parcella, hanno in Asia in genere, per fare di nuovo che fa la stessa cosa più severamente. Non credo, insomma, perché qua le cose io devo insegnare a scuola in modo come si fanno in Italia. Ma tu insegni a scuola? Sì. Ma in che scuola è? La scuola, non so se posso la visitare, la scuola internazionale di comics di Padova. Loro sono di Roma. Sì. Sfondi. Però storyboard non è, se faccio diciamo integro, quindi non sono. Ma ascoltami, insegni con la qualifica di cosa se sei autodidatta? C'è carenza in Italia di figure di questo tipo? Sì. Che insegnano Infatti animazione? Quindi diciamo loro vengono qui a titolo gratuito. Poi non potevo permettermi di andare avanti perché non avevo soldi. Allora facciamo così una roba che così loro hanno detto fai fai il
scusi lei, con l'intenzione di fare un film su una storia vera, cioè per ragazzi nei forum si chiamano, vogliono farsi chiamare giovani trattino adulti, vera parola adulta per uno che si vogliono distinguere dagli adulti, quelli di genitori che hanno 40 anni magari, 40-50 anni. E a noi che facciamo cartoni animati e anche per poter soddisfare quella fascia di esclusiva di alcuni distributori che distribuiscono insomma volevo fare, perché sai quando il primo arriva meglio elogia, deve inventarsi qualcosa, è una cosa di questo tipo. Allora dai, la prima volta proposi di fare diverse storie. Il primo fra tutti era Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A me sarebbe piaciuto farlo ancora quando si facevano i cartoni animati. Questo è il primo su un personaggio, è il primo proprio. Poi abbandonai la cosa perché a quel tempo nel 97 sarà stato. Quando hai iniziato a lavorare? Ho iniziato nel fine 2008. 2008 e finora sei arrivato a 12. Allora, per realizzare questi 12 minuti ci ho messo un anno. Facciamo allora c'è l'indie comic che l'unico che risposta a quello che sono andato a tutti quelli che conoscevo, quelli più conosciuti penso siano poi siccome sono Roberto Genovesi, insomma è stato molto gentile, molto disponibile, aveva insomma di Poi chi? dovrei chiedergli permesso che fa No, venire no. In questo modo perché la ripresa è di qua, prendi una sedia, Ok. vieni qua, andiamo un po' in vuoi riprendere che ti spennella anche? magari sì, se Ecco, allora tu prepari un colore, non so, il pennello questo Faccio le... e fai una Prepare direttamente anche qui? una- Quindi lo faccio direttamente qui come si dice? sì, fa così. Poi grazie. Sì, vabbè, insomma, guarda, basta che lo faccia vedere tecnicamente. Posso Ascolta, vedere? questo perché poi io non so che l'ho ripreso. Io adesso faccio studio qua. Hai il layout, mentre uno Il layout è questo qui. nel layout dove vedi il prodotto e produce. La ripresa è quando sferra, quando guarda la Il sinistra. layout, nessuno? metterci, allora, io adesso faccio già questo. Questi sono gli sfondi, Quando vede le animazioni, hai visto le animazioni, e il layout, gli sfondi e poi di là faccio della preparazione se vuoi, sulla fine il montaggio, la sceneggiatura, lo storyboard, il layout, quindi il layout, la storyboard sarebbe 2, layout 3, e poi ci sono animazioni E poi la colorazione 5. la colorazione in parallelo c'è anche l'acquisizione dei Sì, vabbè, sì. la colorazione poi c'è successivamente si fa quando si fa da piano ci sono Anche se non è corretta la posizione per te. e poi c'è il montaggio finale. Adesso mi dici dove vai, se ti vuoi fermare pure. Questo. Questi Il colore sono tenda. questi sono tempera, poi ci sono acrilici, acquerello là in fondo. Mi sono messo sotto. La finestra. Ah, Ecco, dovresti stare un pochettino più su. Scusami. Un po' più su quella testa qua. Sempre dal lato, se li passi sopra
Qui, esatto, aspetta un attimo, tiro a piedi io. Vuoi che accendo le luci? Quindi facciamo praticamente La base, applico no? sì, la base, applico direttamente il colore per fare il perché non è tanto denso. Qualcuno di loro magari che ha il computer piccolo. Sì, vabbè. O l'aria anche. Stesso chi uno... Il layout... Soddisfatte del servizio? Bello. Diciamo il character design che è quello che si fa in parallelo con lo storyboard. In questo caso è più lungo perché prendiamo lo sfondo, lo pieghiamo così e gli facciamo fare così con le cineprese virtuali. E la fotografia come la fai? Il computer sempre, però Questi basta che li riprendi, tanto non hanno senso che, cioè magari se li fai vedere in mano a lei, con lei che lo guarda. esatto, lei sta facendo proprio l'animazione di questo layout. La mano così due pezzi, penso. Sì. Credo con una mano. Esatto. A me risulta oscuro, poi ve lo farei vedere come da bidimensione. Sì, basta mettere in sequenza, metti sequenze di disegni con un intervallo di poi la cosa Però devi acquisire ogni disegno. ogni disegno sì. Le sagome, il cerchio, i fagioli, quelle ragazze eccetera, poi si vanno ad affinare e poi potrò fare probabilmente, poi i disegni sono miei, mi vengono più facilmente, non sono bravi, però devo girare su cose loro. Sbagliato. Allora, dovresti entrare dentro prima di cominciare dello schermo, portarlo a 50 Hz almeno. Ok. Aspetta. Sì, perché mi fliccera un pochettino. Adesso cambio portando a 50. 75. Più basso? 75. Prova un attimo, vediamo cosa succede. Fa sofala? Sì, fa un po' di flicker, però un po'. Mi sa che devo reggarlo. Così è via. Qua e poi riprendiamo la scena di direzione. Ok, allora sì, ti fa. Dopo abbiamo finito. Questo video qua, poi cosa fai? Fai pure. Ok, l'ho preso un attimo ambientale. Io sto qua solo perché ho questo microfono, non per... E adesso cosa mi chiedi? Niente di trascendentale. Cioè, eccola, bravissima, in 3/4, come si dice. E adesso io. Mi ricordi intanto il nome, il cognome e l'età. E dove sei? Vai. Silvia Tonna, ho 29 anni, sono in Casal Serugo. Perfetto. Silvia, che ha iniziato questo mestiere per passione, è un lavoro, cos'è? Per passione, perché non ho fatto studi specifici riguardanti il disegno, è una passione mia. Anni fa Marco mi aveva chiesto di partecipare ad un altro stage su degli altri lavori che stavo facendo, e quando poi mi ha detto che stavo proseguendo con questo progetto di Ilaria Alpi, mi aveva chiesto se mi interessava proseguire e fare una nuova esperienza, quindi ho detto sì.
Quindi andiamo avanti su questo lavoro per fare l'animatore, chiamiamolo così. Sì. Cosa serve? Tanta passione, è quello che mi ha sempre detto anche Marco, che più che la tecnica in sé è importante proprio essere stimolati e eserciti. E di lavoro diciamo normale che cosa fai? Io sto studiando scienze del turismo e nel frattempo ogni tanto faccio la barista. Boh, ok, perfetto. E state al pure lì? Poi? E il ragazzo non mi... Sono prima lavoro, tanto 15 minuti fa, poi 79. Dai, è stata brava. No, se vuoi, secondo me. No, guarda, ti ringrazio. Arrivo, un attimino su. Allora, nome, cognome, età e provenienza. Salvatore Comito, 23 anni, Arzignano. Arzignano. Quindi Salvatore che è uno studente proprio di animazione. Maestro, Non passare. pronti? Vai. E lì come ricorda nome, cognome, età. Salvatore Comito, 23 anni, Arzignano. Salvatore che è uno studente proprio di animazione. Sì. Questo vorrebbe fare nella sua vita. Esatto, sì. Come mai? Perché la mia passione fin da piccolo mi è sempre piaciuto dare vita ai miei disegni, quindi vederli animati di una vita propria è molto affascinante per me. E quindi vorrei far sì che questo possa essere il mio lavoro nella mia vita, insomma. Speranze che lo sia? Sì. E situazione reale? La situazione reale, dato che comunque nell'ambito lavorativo oramai diciamo che secondo me le possibilità di entrare in questo campo sono quantomeno al pari dell'attuale situazione lavorativa in Italia, quindi non vedo, rispetto a una volta, non vedo queste grosse difficoltà allo stato attuale delle cose. Perfetto, basta così. A posto. E una terza la mettiamo sempre. Ragazzi, no? È facile, c'è Salvatore il vigile. Devi dire che per vita secondo te va bene? No, non c'è problema. Uomo donna, facciamo te, siamo a posto. Vai, via. Io stai con la ferma. No, adesso non lo faccio. Guarda, non niente intervista. Non si vede la sera. Si vede. Come si sente prima di andare in scena? Ho freddo. La prima volta che sento tutto questo. Va bene. Sei? Sì. Devo stare- Questa inquadratura poi. Io devo guardare te, no? Tu guarda come ti viene più naturale. Siamo pronti? Ok. Allora, il nome lo sappiamo, l'età e la provenienza, è questa immagino tu viva qui. Sì. Età? 35? 35 anni. La prima domanda è, questo progetto è partito da qualche anno, è ancora agli inizi perché sono 12 minuti, come mai Ilaria Alpi? La mia idea era quella di un cartone animato più
Pronti? La mia idea. 3. La mia idea era quella di fare un cartone animato che non fosse solo di mero intrattenimento, ma che potesse essere in qualche modo utile, raccontare una storia realmente accaduta, italiana, che potesse avere un interesse storico-culturale, che potesse far soprattutto ricordare ai ragazzi di oggi queste storie importanti che per motivi di età non ricordano oppure non conoscono. Questo non è un documentario? Assolutamente no. Infatti il genere, io avrei pensato il film non come un documentario, ma più sul genere surrealistico. Un po' sì, certamente drammatico, c'è un po' di drammaticità, un po' di storia, però il genere è sul surreale. Questo per rendere il tutto più accattivante per il target a cui è destinato, che è quello dei ragazzi, degli adolescenti, delle medie inferiori e superiori. Tu hai cercato dei finanziatori in questi anni, finanziatori che non hai trovato. Sì, abbiamo cercato finanziatori un po' in tutta Italia. Perché tu inizialmente hai un po' di hesitation, Sì, c'è un po' di esitazione ad esprimere la cosa, quindi dovresti fare uno sforzo di essere Più sintetico, bene? quando parti dici sì, lo sta a partire allora, però dopo 3 dici ho pensato a fare questo lavoro perché. Sì, che sia... Aspetta un attimo. Allora, dicevamo, il progetto è partito da qualche anno. La domanda è come mai, perché Ilaria? Sì, la nostra idea era quella di poter fare un cartone animato che non fosse di mero intrattenimento, ma che potesse raccontare una storia italiana realmente accaduta, di interesse storico-culturale, che per motivi di età i ragazzi delle medie, inferiori e superiori ai quali questo film è destinato non conoscono, non possono ricordare. Quindi c'è una volontà di far sapere alla gente qual è la vicenda? Sì, certamente, soprattutto ai giovani, ai giovanissimi, non solo questa vicenda ma anche molte altre. A noi piacerebbe portare avanti questa iniziativa raccontando anche molte altre storie. Questo non è un documentario? No, noi abbiamo pensato un po' sul genere surreale. Sì, si racconta la storia come è accaduta, però il tutto è stato confezionato. Scusate un attimo, sono delle scariche pazzesche. Non so qua. Aspetta un attimo. Come stavo dicendo? Del discorso Dillo. Questo non è assolutamente un documentario, è un altro genere. Non è un documentario, non è un film d'inchiesta. Allora, quello che ti diceva lui prima, cioè di essere più... Certo. Piuttosto facciamo più domande. Certo. Capito? Ok. Questo non è un documentario. No, assolutamente, non è un documentario, non è un film d'inchiesta, è un cartone animato che si avvicina di più al genere surreale. Questo per avvicinarlo di più al target a cui è destinato, che sono i ragazzi delle medie, inferiori e superiori. Genere surreale vuol dire che c'è della verità, ma c'è comunque una ricostruzione. Sì, è stato confezionato in modo così, mischiando un po' di fantasia alla realtà. Infatti questo è un film ispirato a... Sì, esattamente, ispirato ad una storia vera, nella fattispecie la storia di Ilaria e Mira. Tu hai cercato dei finanziatori che però non sono arrivati. Abbiamo cercato dei finanziatori un po' dovunque, però purtroppo fino adesso
si sono fatti avanti in pochi, e quelli che si sono fatti avanti non sono, malgrado la buona volontà, non riescono a coprire tutto il budget richiesto per la realizzazione del film. Budget che è di quanto? Il budget, noi abbiamo proposto un budget di circa intorno ai 40-50 mila euro. Che è un budget basso. Molto basso. In genere per questo tipo di lavori il budget richiesto è di circa 10 volte tanto. Perché quindi non trovate finanziatori? E io penso che il motivo sia da ricercare un po' nell'argomento così un po' spinoso, diciamo, che per molti potrebbe essere un po' difficoltoso da distribuire poi, da trasmettere in televisione. L'ultima domanda che ti faccio è legata alla questione dell'animazione in Italia, ecco, però senza una retribuzione. All'estero è tutto diverso, ci sono finanziamenti, il Giappone insomma è... Stati Uniti, Giappone, anche restando in Europa, la Francia. In Italia c'è il problema che tutti gli studi di animazione italiani tendono a acquisire il lavoro dalle major, come per esempio potrebbe essere una RAI, una Mediaset. Scusi, questo è già troppo lungo. Ok. Senti che ti stai... Esatto. Se in mano ai soliti noti. Vabbè, si dà lavoro in Cina e in Corea, per esempio. Ok? Pronti? Secondo il mio punto di vista il problema è che il lavoro, gli studi italiani acquisiscono il lavoro e lo danno da fare nei paesi a basso costo di manodopera, cioè soprattutto Cina e Corea. E quindi questo toglie. E quindi questo purtroppo toglie lavoro agli artisti italiani, agli animatori italiani che potrebbero fare lo stesso lavoro nello stesso tempo, in tempi comunque competitivi. Ovviamente all'estero, in Cina e Corea, la manodopera costa meno e quindi si tende ovviamente se costa meno la manodopera si ha un guadagno maggiore. Perfetto. La Remo, per esempio, fare un'intervista, se loro dovessero fare il costo è lo stesso, quindi non c'è più un vantaggio. Sì, ma comunque quello che mi interessava era anche quello prima che c'era il discorso del fatto di questo qua. Comunque molto devo fare ricercare a livello di Non ho detto per forza ti ricorda. Non siamo là, aspetta. Lei? Praticamente Quasi giusto. prendi il cerchiello, Perché tante volte sì, lo cancella, No, era solo da non metterlo proprio in primo piano, perché... Non si nota benissimo questa cosa. Passiamo anche una figura. destra, vabbè, ok. Prendi con la mano sinistra, mettila sulla base. Per un attimo, leva via la tavolozza di colori e vedere la figura in primo piano. Quindi fai così, prendi dietro, prendi il colore. Ecco così. Dai, però butta un po' di colore. Prendi i capelli. Blu. Sì, però solo per una questione di camera. Perfetto. Questo cancello. Buono, ok. Ne ritocca uno già pronto. E una che comincia a farlo da niente, quindi si vede spennellata, grande del colore blu, si va a fare il cielo. Figo, mi piace. Che vale solo un po' di acqua, tanto. Aspetta, devo dare un attimino di... Se non ti serve. Un po' per giù.
Un attimo che si decide. Perfetto. Sono in fase allora. Adesso quanto mi fai un dipinto sull'obiettivo? Beh, insomma. Non è mai stato fatto prima e quindi abbiamo pensato di realizzare il primo cartone animato per giovani e adulti ispirato ad una storia vera realmente accaduta, che i ragazzi, i giovani d'oggi per motivi di età non possono conoscere o ricordare. Una generica che roba Dove avrebbe visto questo? sa che non lo so, TG2 Non so neanche amico, sì, non so perché un attimo di moda. sì.